È con grande piacere che oggi ho partecipato al convegno organizzato dal CFS inerente alla formazione per gli operatori di montagna e agli operatori delle case in legno. Ecco, ripartire dal legno è una cosa importante dopo l'evento della pandemia che ci ha colpito, perché comunque dobbiamo rivalutare quelli che sono i prodotti, soprattutto naturali e sostenibili come il legno, che è disponibile nella nostra provincia, la provincia di Belluno. Quindi, come in tutti i territori montani, noi sappiamo che in questi ultimi anni il legno è stato utilizzato poco, soltanto un 20-30% della ricrescita annuale è stata tagliata. Quindi abbiamo una grande disponibilità. Vaia ha messo ha messo a disposizione tanto legno, purtroppo con il tragico evento, però questo legno caduto non è stato utilizzato in Italia, la maggior parte è andato in Austria per essere lavorato e poi ritornato in Italia, perché noi in Italia utilizziamo tanto legno. Quindi sicuramente il nuovo New Green Deal, su cui si fa tanto un affidamento per il rilancio dell'economia, deve ripartire anche dal legno. Utilizzare il legno, questo bene sostenibile e rinnovabile, proprio per rilanciare anche quelli che sono le professionalità e i lavori dei bellunesi. È molto importante il convegno che oggi il CFS ha organizzato e quindi ringrazio per la richiesta di partecipazione a me e alla Confartigianato, perché ritengo sia fondamentale per le imprese che ci siano nel nostro territorio ragazzi formati. La formazione è un punto di partenza fondamentale per la crescita del territorio stesso, quindi la proposta di oggi, la possibilità che i ragazzi abbiano la possibilità di avvicinarsi ad un percorso nuovo, formativo rispetto alla costruzione di case in legno, credo sia allo stesso tempo un'opportunità per i ragazzi, per le imprese e anche quindi per il territorio, che può mantenere nel tempo quelle maestranze che rischiano di scomparire, e sarebbe un vero peccato perché il territorio bellunese ha un ricco patrimonio boschivo e di conseguenza è assolutamente lungimirante investire nel futuro dei ragazzi in questo campo. Il tema che abbiamo trattato oggi nel convegno riguardava principalmente la casa in legno e la realizzazione delle opere di gestione del territorio. Abbiamo visto dopo l'evento Vaia che in provincia di Belluno ci sono tantissime opere da eseguire e nella nostra scuola, che ha prevalentemente uno sviluppo edilizio, stiamo cercando di impostare la didattica che permetta ai ragazzi di acquisire conoscenze e competenze che possano andare a operare su questi lavori. Per quanto riguarda invece la casa in legno, è un settore che nel futuro avrà grande sviluppo, e quindi vogliamo essere pronti a formare le maestranze che potranno andare a realizzare questo tipo di manufatti. Il CFS presenta i suoi corsi. La prima parte del convegno è stata dedicata all'operatore del cantiere di montagna, questo nuovo progetto che il CFS presenta e che presenterà anche per il futuro, questa nuova professionalità sempre più richiesta dalle aziende, soprattutto in seguito alla tempesta Vaia. La seconda parte del convegno è stata dedicata dalla foresta alla casa in legno. Il CFS, con il quarto anno che rilascia il diploma di tecnico edile, presenta anche l'indirizzo Case in Legno, e quindi la nostra coordinatrice, ingegner Claudia De Rocco, ha presentato il programma del quarto anno e quindi dell'indirizzo del tecnico del legno. C'è stato poi l'intervento del geometra Albanello sulle case in legno, l'intervento poi del geometra titolare della ditta Green Rock per quanto riguarda l'operatore del cantiere di montagna. Siamo pronti per partire con il nostro convegno organizzato dal CFS, Centro per la Formazione e la Sicurezza, e partiamo dando il benvenuto ai nostri ospiti, alle nostre autorità. Presidente di Confartigianato Claudia Scarzanella.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito innanzitutto, grazie a voi che siete presenti così numerosi, che pensavo che la giornata così bella di sole avesse invece veramente grazie. Credo che questa sia effettivamente un'occasione importante per il tema e anche per le prospettive che crea nel nostro territorio. Credo ci sia bisogno di formazione, di pensieri positivi e opportunità per i giovani, e quindi credo che questo rientri perfettamente in quello che può essere un'opportunità per il futuro per i ragazzi. Io credo che, quindi ringrazio il presidente Tonin e il direttore De Zaiacomo del CFS che si impegnano, e ovviamente tutto lo staff, che si impegnano veramente quotidianamente per offrire qualcosa in più per i ragazzi, le famiglie e quindi per il territorio. E come presidente di Confartigianato ovviamente per me questo è fondamentale, perché le nostre imprese hanno bisogno di ragazzi che crescano formati e abbiano passione per il lavoro e soprattutto per il territorio che vivono. Faccio un piccolo inciso che mi ha chiesto di fare il direttore rispetto alla Dolomiti Bus ai trasporti. So che ci sono dei dubbi. C'è stata una riunione la settimana scorsa in provincia dove Dolomiti Bus ha confermato che saranno riprese dal 14 tutte le corse, quindi non ci sarà assolutamente nessun problema. E rispetto al contenimento delle corriere che, come sapete, dovranno contenere l'80% dei posti, non il 100%, è stato previsto un aumento della flotta di 15 mezzi in maniera che sia garantita appunto la copertura di tutte le tratte, di tutte le corse. Quello che però chiede Dolomiti Bus è di usare i mezzi, perché alla data della riunione della settimana scorsa erano pervenute veramente poche domande di rinnovo dell'abbonamento e poche domande anche di rimborso rispetto a quello che è la possibilità di chiederlo online. È molto facile, l'ho fatto anch'io, basta entrare nel sito della Dolomiti Bus ed è molto intuitivo, molto semplice. Quindi invito veramente i genitori a fare la domanda di rimborso e conseguentemente chiedere il rinnovo dell'abbonamento e utilizzare i mezzi pubblici che ovviamente sono sicuri, con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza che tutti dovranno avere, ovviamente igienizzazione delle mani e mascherina, e un invito quindi anche ai ragazzi a rispettare le regole affinché possiamo iniziare l'anno scolastico in maniera veramente senza pensieri, e questo è fondamentale per poter continuare. Ecco, io auspico che ci sia veramente una grande responsabilità da parte dei ragazzi e delle famiglie rispetto a questo, perché poi ci andiamo di mezzo tutti e noi davvero abbiamo bisogno di lavorare, di andare a scuola, di continuare a vivere come pur con le limitazioni che abbiamo, ma sarebbe veramente impensabile un altro lockdown, quindi davvero un invito alla responsabilità a tutti. Grazie mille. Grazie mille Presidente. Passiamo ora la parola al senatore Paolo Saviani. Grazie per l'invito. È importante ripartire dopo questa pandemia che comunque ci ha colpito, ripartire, ed è veramente una soddisfazione vedere questo convegno così partecipato, quindi veramente i miei complimenti agli organizzatori, in particolar modo al direttore De Zaiacomo. Credo che al di là del mio ruolo di parlamentare sono stato invitato anche per la mia esperienza comunque nel settore del legno. Però prima di parlare del settore del legno vorrei fare un piccolo inciso. Questa pandemia ci ha colpito e io credo non sarà finita qua, nel senso che comunque modificherà quelli che saranno comunque i nostri comportamenti, le nostre abitudini. Io paragonerei come il crollo del muro di Berlino ha dato il via alla globalizzazione, un fenomeno
che ha dato comunque anche molti limiti. Questa pandemia cambierà, come dicevo, un po' quelli che sono i modi di comportarsi. Già noi vediamo, al di là del distanziamento che speriamo velocemente possiamo abbandonarlo, e l'uso delle mascherine, però vediamo senz'altro che al contrario della globalizzazione, questa pandemia ha fatto capire che tutti i singoli stati devono anche riorganizzarsi. Riorganizzarsi non è pensabile che uno Stato come l'Italia a un certo momento di bisogno fosse senza mascherine e anche non essere più in grado di produrre le mascherine, cosa che invece un paese moderno come l'Italia senz'altro deve essere. E quindi ci sarà sicuramente un ritorno anche a quelle che sono le professionalità. Fino a 20-30 anni fa c'era così anche la mentalità di tutti i genitori di chiedere ai figli l'importante è che tu vada a scuola, faccia l'università, non importa che cosa, conta il titolo di studio. Ecco, io credo invece che ci dovrà essere anche qua un cambiamento. Dovrà essere più importante la professionalità e ritornare a conoscere come produrre i beni, come lavorare. E cosa c'è di meglio di ripartire da un prodotto come il legno, questo bene rinnovabile, sostenibile, ecologico e che abbiamo qua appunto nei nostri territori. Ormai da parecchi anni c'è questo ritorno, c'è questa grande capacità dell'uso del legno nel sistema strutturale delle case. È anche qua un cambiamento di tradizione, perché noi eravamo abituati a vedere la casa come una cosa solida, ancorata alla pietra, alla solidità. Però l'innovazione, qua l'importanza anche della formazione, della scuola, l'innovazione oggi come oggi hanno portato che anche con il legno è possibile, quindi con un bene rinnovabile e sostenibile, perché voglio ricordare che anche ieri in occasione dell'inaugurazione è stato affrontato la questione ambientale. Ecco, chi lavora il legno sono i più vicini possibili all'ambiente, perché dall'ambiente arriva, come dicevo, questo prodotto. Ultimamente, negli ultimi 20-30 anni, non si è utilizzato sufficientemente questo legno, è stato tagliato sì e no un 20-30% soltanto della ricrescita, e noi che abitiamo qua a Belluno sappiamo come si sono incrementati i boschi. Quindi utilizzare questo legno è un bene sotto l'aspetto ambientale, anche perché il legno, noi sappiamo che immagazzina la CO2 e dopo ritorna nell'atmosfera per effetto della combustione o dell'appacciamazione del legno se resta a marcire nel bosco. Se noi invece il legno lo utilizziamo nelle varie strutture, che siano le finestre, siano mobili o negli elementi strutturali appunto del legno, facciamo un bene perché stocchiamo la CO2. Al di là di quello, io posso portarvi anche la mia esperienza, che fino a 15-20 anni fa chi mi parlava, e io ho sempre lavorato nel settore del legno, lavorando in una segheria, chi mi parlava si possono costruire le case con il legno, dicevo che erano dei pazzi. Mi sono dovuto ricredere e ho visto veramente i grandi passi fatti dall'innovazione, da come utilizzando il legno nelle sue varie sistemi di costruzione, può essere l'X-LAN, può essere il sistema a telaio o altre tipologie di pannelli, ormai si danno veramente delle risposte importanti, ma soprattutto quello che io ho riscontrato è il comfort che si ritrova all'interno delle case in legno per effetto dell'isolamento che le strutture in legno dà rispetto ad altri materiali. Quindi è senz'altro un'occasione per il nostro territorio
E qua io credo sia importante la formazione, perché non è più sufficiente essere dei bravi maestri d'ascia, quindi prendere un legno e un'ascia e modellare, ma dobbiamo veramente imparare sia a lavorare il legno e poi, per quanto riguarda soprattutto la carpenteria in legno, capire, comprendere, i carpentieri in legno devono veramente comprendere quelli che sono i disegni di progettazione per poi assemblare al meglio quelli che sono appunto gli elementi in legno, elementi ferramenta e gli elementi anche per l'isolamento importantissimi oggi appunto per la questione anche del risparmio energetico. Quindi un grande in bocca al lupo, mi raccomando, è importante appunto come dicevo prima la formazione, conoscere bene quelle che sono le possibilità, ma poi anche quelle che sono le capacità ancorate anche comunque alle tradizioni e alle culture del nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie. Passiamo ora la parola, giochiamo in casa con il nostro direttore Danilo De Zaiaco. Grazie. Porto i saluti del Presidente Dario Pietro Tonin, che oggi è fuori provincia e non ha potuto esserci, e del Presidente di tutti i consiglieri. A dire la verità, devo ringraziare la Presidente Scatanella perché ci ha anche aiutato. Non è solo che ci ha proprio aiutato a organizzare, quindi devo proprio ringraziarla che sempre ci mette nei nostri confronti. Ringrazio anche il senatore Saviane perché sapevamo che oltre a essere un appassionato, diciamo, è un nostro concittadino, è anche un esperto di settore. Noi come scuola quest'anno, come dicevo prima, abbiamo superato i 100 iscritti, siamo a 108. È un risultato molto bello, siamo molto contenti e ogni anno cerchiamo di aggiungere un piccolo tassello a quello che noi proponiamo. Eravamo partiti dall'operatore edile, siamo passati all'operatore elettrico, operatore idraulico e adesso effettivamente è giunta l'ora di spingere sul discorso della casa in legno. La casa in legno sarà probabilmente uno dei futuri per la nostra provincia e quindi non possiamo essere in ritardo di 50 anni perché in realtà noi siamo molto in ritardo rispetto al Trentino. Dobbiamo guadagnare questo terreno. Quindi è importante ed è ora che anche noi come scuola si affronti bene questo argomento. Sono contento anche che parliamo principalmente ai ragazzi di prima, perché così loro hanno 4 anni, 6 anni di tempo per decidere bene, no, il loro indirizzo. Perché sapete, come abbiamo detto ieri nel meet che abbiamo fatto ieri sera, da quest'anno abbiamo la possibilità di proseguire 4º anno, 5º anno e 6º anno ITS, che è una formazione parallela alla formazione universitaria. Quindi abbiamo le possibilità per i nostri ragazzi di poter ir negli studi e quindi una formazione tecnica sempre ci aiutano a organizzare ogni evento e effettivamente quasi sempre riescono anche molto bene. Ecco. Ringrazio anche i due, l'imprenditore e il tecnico Sergio Panello, che dopo terranno relazioni perché ci aiutano a meglio comprendere gli argomenti di cui intendiamo parlare oggi. Grazie. Entriamo nel clou del nostro convegno. Operatore del cantiere di montagna. È stato il progetto iniziato a luglio e che sta continuando. Il relatore del nostro progetto sarà Marco De Bolfo, titolare della ditta Green Rock SRL. Buon pomeriggio. Come mi ha presentato la signora Mary, mi chiamo Marco De Bolfo, sono titolare della ditta Green Rock SRL di San Nicolò di Comelico e diciamo che la nostra attività è
prevalente è quella di fare dei lavori di ingegneria naturalistica. Sono stato incaricato dal CFS di presentare questo corso. In pratica la scuola edile ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Veneto per la formazione di una nuova figura professionale che sia preparata su argomenti specifici inerenti all'ambiente, il ripristino ambientale e le sistemazioni dovute ad eventi meteorologici che provocano dei danni all'ambiente stesso. E in questo caso proveniamo da 2 anni di esperienza dovuti alla tempesta Vaia, come tutti saprete. L'operatore del cantiere di montagna dovrà diventare un operaio specializzato che sarà esperto in varie tipologie di settori, sia l'autonomia nella gestione del cantiere, che non ha le stesse caratteristiche che un cantiere classico in prossimità dei centri abitati, però ha delle caratteristiche ben diverse, nel senso che ci sono tutta una serie di problematiche che questo operatore dovrà andare a risolvere. La preparazione del cantiere e le conoscenze delle tipologie di soluzioni che dovranno essere applicate sono alla base della preparazione che questo corso andrà a dare ai corsisti. Sono state analizzate varie tipologie di opere di ingegneria naturalistica, quali le palificate in legno, le briglie, sempre in legname o pietrame, la realizzazione di scogliere, la realizzazione di terre rinforzate, che poi vi farò vedere attraverso delle slide più nello specifico. Poi ci sono altre tipologie di interventi che sono inerenti a questo corso. Scusate, ma sono un po' emozionato. Sono tutte quelle tipologie di interventi a sistemazione dei versanti per la messa in sicurezza delle strade, dalla caduta di massi, dalla caduta di valanghe, e inoltre c'è tutto quello che riguarda la sistemazione dei danni subiti dalle strade stesse, le frane, oppure tutto quello che è la messa in sicurezza delle strade stesse. Scusate. Il progetto ha l'obiettivo di coinvolgere giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni, dando priorità a specializzare giovani usciti da percorsi di studio incentrati sulla gestione del territorio. Si tratta di 196 ore di formazione in aula o attraverso delle visite guidate nei cantieri e di 320 ore di stage all'interno di aziende che operano nel territorio della Regione Veneto. Qui potete vedere, anche se è un po' in piccolo nelle foto, alcune visite che hanno fatto i corsisti all'interno di cantieri inerenti proprio dei lavori Vaia o eseguiti dai servizi forestali regionali oppure da ditte specializzate. E in queste visite si sono potuti vedere anche i sistemi per poter mettere in pratica le lavorazioni specifiche. Nello specifico la mia ditta si occupa da ormai 15 anni di lavori di ingegneria naturalistica. L'esperienza è maturata nel tempo, prima da parte mia seguendo un corso di specializzazione post diploma simile a quello che sto descrivendo adesso, e
e poi nel tempo, diciamo lavorando presso ditte sempre del settore, fino a che nel 2005 ho deciso di aprire l'attività in autonomia e adesso sono qua a raccontarvi la mia storia. A tutt'oggi continuiamo ad investire in addetti specializzati che abbiano, come diceva l'onorevole Saviane, una professionalità data da un percorso di studi che possa farli arrivare pronti al mondo del lavoro. I nostri campi d'azione sono svariati, in particolare oggi vi voglio portare l'attenzione su alcune delle tipologie di lavori che andiamo a realizzare sul territorio. C'è ad esempio il ripristino di frane, che possono riguardare o infrastrutture stradali oppure in prossimità di abitazioni. In questo caso la frana era stata provocata da un dilavamento dovuto a notevoli precipitazioni meteorologiche, infatti era post vaia, diciamo, questo intervento. Abbiamo provveduto a realizzare delle opere in legname pietrame, definite palificate o arce, per il consolidamento della scarpata e poi per la rinaturalizzazione della scarpata stessa fino ad ottenere la strada nuovamente agibile. In altre situazioni sono accadute delle frane in prossimità delle abitazioni e quindi è stato necessario operare con dei drenaggi e la realizzazione sempre delle opere di contenimento e di sostegno del versante. Anche in questo caso tutta l'acqua dovuta alle precipitazioni estreme che avvengono negli ultimi anni ha provocato uno smottamento al di sotto delle abitazioni ed è stato necessario realizzare dei drenaggi per poter evacuare l'acqua in sicurezza e poi è stato rinaturalizzato il versante con la realizzazione sempre di opere di sostegno e con idrosemina per poter garantire poi la crescita del cotico erboso. Realizziamo poi e manutentiamo anche sentieri o piste ciclabili. Si può partire addirittura dalla formazione dove diciamo c'è un bosco vergine o comunque una situazione naturale. Si parte dall'esbosco del legname e dall'accatestamento della ramaglia per poi iniziare a creare diciamo quello che è il tracciato del sentiero in questo caso. Si fa poi una messa in sicurezza dei versanti realizzando anche in questo caso delle arce, delle opere in legname e pietrame. Sono lavori in cui si utilizzano dei mezzi meccanici, gli escavatori e le motocarriole, però sono anche lavori manuali che richiedono una certa professionalità nell'utilizzo della motosega, nell'utilizzo del trapano a motore per fissare i tronchi, quindi va fatta un po' di esperienza nell'utilizzo di questo tipo di attrezzature. Qui poi vedete diciamo, la fase successiva e infine la realizzazione finale in cui è stato realizzato anche la staccionata in legno a protezione anticaduta e la finitura superficiale del tracciato. Questo è un altro esempio, è una pista ciclabile in cui è stata realizzata sempre delle opere di sostegno a monte per contenere la caduta di materiale sul tracciato e la protezione a valle con una staccionata in legno. Realizziamo poi anche delle terre rinforzate, sono delle strutture di sostegno che vengono realizzate in svariati casi sia per la formazione per guadagnare degli spazi, nel senso che avendo un'inclinazione così elevata si può ottenere degli spazi a monte per la formazione di parcheggi oppure anche solamente per rimettere a posto delle situazioni di franamenti
di instabilità. Una volta completato il lavoro di realizzazione ci si occupa del rinverdimento della facciata, in maniera che l'inserimento ambientale di questo tipo di opera sia praticamente una rinaturalizzazione del versante stesso. Ci sono poi delle situazioni in cui è necessario realizzare dei gabbioni, che sono delle opere costituite da reti metalliche e riempite con del pietrame. Questo tipo di soluzioni vengono spesso applicate in ambito lacustre o fluviale, in presenza quindi di acqua. Questo consente di creare delle strutture a gravità che però non si appesantiscono con la presenza di acqua, in quanto il pietrame stesso drena l'acqua e quindi non si appesantisce e si evitano franamenti successivi. Hanno una durata molto lunga nel tempo, in quanto i materiali utilizzati non sono deperibili. Ci sono poi delle soluzioni da applicare in presenza di infrastrutture stradali o anche in presenza di messa in sicurezza di versanti, in cui è necessario fissare la struttura di realizzazione o fissare il versante attraverso l'uso di perforazioni e l'infissione di chiodi che poi vengono collegati tra di loro attraverso l'utilizzo di funi metalliche e poi c'è la successiva, cioè la precedente posa di biostuoie per la copertura di tutti i versanti e il successivo rinverdimento del versante stesso, in maniera poi da creare questa forma di rinaturalizzazione. In altri casi, dove non ci sono pendenze elevatissime, è sufficiente la posa di biostuoie e a seguito della posa si fa sempre un'idrosemina, che è un'altra tecnica che noi utilizziamo e serve praticamente per seminare su terreni inclinati in maniera che il seme rimanga attaccato al terreno e non venga dilavato con le precipitazioni. Questo consente poi una rinaturalizzazione di tutto il versante. Poi ci sono delle situazioni in cui è necessario l'utilizzo di mezzi particolari. Come dicevo, ci sono delle situazioni in cui i lavori sono imposti parecchio scomodi, per cui l'utilizzo dell'elicottero è una soluzione molto pratica e molto rapida per risolvere questo tipo di problema. In questo caso stavamo lavorando su un'opera di presa dell'acquedotto di Ponte nelle Alpi ed è stato necessario eseguire dei jet in calcestruzzo. Per poter portare il calcestruzzo in opera è stato necessario trasportarlo attraverso l'elicottero, con l'utilizzo dell'elicottero. Come abbiamo potuto imparare dall'esperienza della tempesta Vaia, il nostro territorio, sia per caratteristiche morfologiche, sia per eventi meteorologici sempre più estremi, è molto soggetto a essere danneggiato e quindi offre molte possibilità di intervento nel nostro settore. Ci sono anche molte tipologie di soluzioni che sono applicabili per poter risolvere i problemi dovuti a eventi catastrofici come Vaia. Naturalmente per ogni tipo di professione che si va di intraprendere è necessario possedere delle caratteristiche. La prima di tutte è la motivazione e la passione per ciò che si fa, perché senza la passione il lavoro non riesce così bene, diciamo. La seconda, che però non è seconda come importanza, sono le competenze che si acquisiscono sicuramente con dei corsi di specializzazione ed sono importantissimi per conoscere le tecniche, le soluzioni possibili e le modalità di lavorare in sicurezza, che è fondamentale all'interno dei cantieri, perché è molto facile farsi male e se non si conoscono i metodi per lavorare in sicurezza
diciamo che si può sbagliare. Un'altra componente importante delle competenze è che ci vuole del tempo per acquisire le competenze, quindi l'esperienza la si fa lavorando, sbagliando e poi cercando di migliorare giorno per giorno. Un'altra componente, un'altra caratteristica da possedere è l'elasticità mentale, in quanto nei nostri tipi di cantieri, nelle nostre lavorazioni, gli orari non sono come a lavorare in fabbrica le 8 ore canoniche. Diciamo che capita le giornate in cui piove e che magari si sta anche a casa perché non si riesce a lavorare in cantiere. Capitano le giornate in cui magari bisogna fare anche 10 ore per compensare i mancati lavori delle giornate di pioggia. Si può anche cambiare spesso lavoro, nel senso che lavorazione, diciamo, mansione, nel senso che può capitare di dover utilizzare un mezzo, un'attrezzatura come l'escavatore, oppure capita anche di fare dei lavori manuali perché le condizioni di quel cantiere lo richiedono. Ci si può anche spostare e fare delle trasferte un po' non vicine a casa, nel senso che i cantieri si trovano dove c'è la necessità di andare, quindi ci si può spostare, si dorme in albergo, magari ci si trova in alta montagna con la possibilità di spostarsi limitata perché magari si è lì e per arrivare al primo posto dove c'è la macchina ci vuole un'ora di cammino. Bisogna trovare la soluzione con quello che si ha a disposizione. E ultima ma non ultima è la capacità di relazionarsi con i propri colleghi di lavoro per andare d'accordo, perché comunque l'unione fa la forza e se un giorno uno ha un'idea che può migliorare il lavoro, non è detto che sempre la stessa persona abbia sempre le idee migliori. All'interno del gruppo può esserci la condivisione delle idee e può servire per crescere tutti insieme. Ringraziamo Marco, titolare di Green Rock SRL. Sentire dalla viva voce chi vive ogni giorno l'azienda è sempre molto affascinante, quindi come scuola, come CFS, cerchiamo di mettere in contatto sempre più i ragazzi con le aziende. Quindi ben venga, in sala vedo altre aziende, sicuramente le contatteremo per portare la loro testimonianza. Grazie. Seguiamo, entriamo nel vivo della seconda parte, dalla foresta alla casa in legno. Chiamo la Presidente di Confartigianato, Claudia Scarzanella, per il suo intervento. Il mio intervento non sarà tecnico, ma sarà una riflessione su quella che è l'importanza di questa iniziativa della scuola che noi come Confartigianato sosteniamo, e do fin d'ora la mia disponibilità proprio personale anche a collaborare, perché ritengo che il nostro territorio abbia bisogno di questo, abbia bisogno di non perdere i ragazzi, abbia bisogno di dar loro degli strumenti per non andarsene da qui, e ci sia anche bisogno di non perdere quelle conoscenze che abbiamo grazie alle caratteristiche del nostro territorio, come per esempio le conoscenze sull'utilizzo e la lavorazione del legno. Noi siamo circondati di boschi, quindi sarebbe veramente un peccato che andasse persa questa tradizione. E la tradizione di fatto andrebbe persa se non ci fosse la possibilità di fare formazione rispetto a questo. Quindi il corso del CFS ha, come dicevo prima nei saluti, un'importanza su più fronti. È importante perché darà una formazione specifica ai ragazzi che potranno poi riportare nel territorio quello che
hanno imparato, e l'importanza di riportare nel territorio, ovviamente attraverso le imprese, quello che hanno imparato è fondamentale per il futuro stesso del nostro territorio. Cioè, questo è proprio un concetto fondamentale. Io non vorrei caricare i ragazzi di responsabilità, però davvero credo che siate voi il futuro, lo siete di fatto, e quindi il compito nostro e di tutte le persone che di fatto rivestono dei ruoli in ambiti dove si possono decidere delle cose, credo che sia fondamentale avere la capacità di vedere oltre e dare quindi gli strumenti ai ragazzi perché possano effettivamente rimanere nel loro territorio a vivere. E io credo che nel complesso delle dinamiche e giustamente dei pensieri e delle discussioni che si fanno sulla sostenibilità e sull'ambiente, ecco, credo che questo effettivamente sia un contributo vero, perché si possono fare tante parole, ma questo è un fatto. Questo è un fatto perché io credo che una persona formata nel nostro territorio possa riversare nel proprio territorio sicuramente una forma di responsabilità anche ambientale, perché nessuno sarebbe così folle da fare delle iniziative o lavorare nel proprio territorio senza avere un occhio di riguardo e un'attenzione particolare per quella che è la salvaguardia del territorio in cui lui stesso vive, dove crescerà i propri figli. Quindi ecco, questo secondo me è il punto fondamentale e centrale che va oltre la semplice innovazione dell'apertura di un corso. Quindi credo che dietro, ecco, volevo un po' fare una riflessione su questo, sul pensiero di tutto quello che c'è dietro alle proposte che una scuola fa ai ragazzi, e quindi stimolare un po' i ragazzi e le famiglie a quello che è il lavoro veramente importante che stiamo cercando di fare anche in collaborazione per dare appunto un'opportunità che di fatto non possiamo più non pensare che in questo momento c'è da dare dei nuovi strumenti ai ragazzi per stare nel proprio territorio, e quindi parlando di rigenerazione, di riqualificazione, qualsiasi lavoro facciano i nostri ragazzi, credo che dovranno fare i conti con queste tematiche. Approfitto del fatto che ci siano qui anche dei progettisti per dire questo, che l'utilizzo dei materiali, la sostenibilità e la collaborazione tra chi progetta, chi costruisce, chi abiterà è fondamentale perché deve esserci una catena, una filiera di benessere che si riversa sull'abitare, sull'economia e sulla società. Cioè, è tutto concatenato, nessuno deve pensare che il proprio lavoro sia slegato da quello di qualcun altro, e soprattutto quando parliamo di sistema casa abbiamo ancor più una responsabilità, perché lì dentro ci vivranno delle persone, ci cresceranno dei bambini e quindi devono starci bene. Ecco, quindi credo che questo sia veramente uno stimolo che io mi sento di dare, anche vedendo il coraggio che hanno molti ragazzi di invertire la tendenza. E quindi il mio sprono è proprio questo, di cogliere le occasioni che ci sono, le novità che ci sono, impegnandosi al massimo. Io tra l'altro capisco benissimo che l'età della scuola secondaria è difficilissima, perché di fatto non ci si rende conto di quanto sia importante assorbire come spugne tutto quello che viene, tutti gli stimoli che vengono da fuori. Però di fatto il percorso che voi fate adesso sarà fondamentale per la vostra crescita e per quello che farete da grandi, ma non tanto
sì, anche per le competenze che avrete, ma anche tanto per l'apertura mentale e per le capacità che quella scuola che avete fatto vi avrà stimolato, vi avrà comunque avvicinato al capire che ogni giorno si impara. In azienda, da dipendenti, qualsiasi lavoro si faccia, ogni giorno si deve imparare, soprattutto in un mondo come quello di adesso, in cui ogni giorno c'è una sfida nuova e in cui ogni giorno abbiamo una grande responsabilità oggi, e ritorno sul tema ambientale, a proteggere il territorio in cui viviamo, affinché possiamo continuare a viverlo. E noi qui nel nostro territorio, nel Bellunese, abbiamo una sfida ulteriore. Dobbiamo avere la capacità, e quindi veramente un invito ai giovani a iniziare a pensare a queste cose, anche se effettivamente mi rendo conto che sono forse cose che voi vedete lontani. Il nostro territorio deve diventare attrattivo, dobbiamo dare qualcosa in più, avere qualcosa in più degli altri, sia perché i ragazzi rimangano, sia perché venga anche qualcuno da fuori ad abitare i nostri posti, le nostre terre, che secondo me non hanno eguali rispetto ad altre, che però hanno una sola problematica fondamentale: non ci vive più nessuno e non è proprio un problema da poco. Quindi la sfida è questa, e questa è anche una sfida della scuola, perché più la scuola saprà proporre cose interessanti, ovviamente in percorsi condivisi con le imprese, e quindi la cosa secondo me importante del CFS è questa, perché il CFS lavora a stretto contatto con le imprese. Il consiglio di amministrazione della scuola edile è fatta di parti datoriali, cioè persone che hanno imprese, che rappresentano il mondo delle imprese, e parte sindacale, cioè rappresentanti del mondo dei dipendenti. Quindi il mondo del lavoro a 360 gradi credo sia un'opportunità effettivamente importante, proprio per quella lungimiranza fondamentale per fare i conti con un territorio che ha, secondo me, delle opportunità assolutamente sopra la media, ma anche delle problematiche per le quali giustamente dobbiamo intervenire, dobbiamo fare i conti con queste problematiche e intervenire. Questo è sicuramente un modo pratico e concreto di intervenire per invertire la rotta rispetto alle problematiche del nostro territorio. Quindi io credo molto in questo progetto, quindi auspico che abbia successo, anche perché, ripeto, il nostro territorio ha bisogno di ragazzi formati, ma formati a 360 gradi, formati nelle capacità, nelle conoscenze. Credo che al di là delle competenze a livello costruttivo si debba partire da conoscenze proprio a livello anche tecnologico del legno, capire com'è fatto. E sicuramente avremo poi una marcia in più, perché avere dei ragazzi formati nel nostro territorio, che fanno impresa nel nostro territorio, conoscendolo e proponendo delle soluzioni ad hoc, è assolutamente fondamentale. Quante volte vediamo dei disastri che fanno ditte lontane dalle nostre realtà, perché fanno degli interventi anche proprio utilizzando il legno, che non sono consoni, non sono adeguati, ma perché non conoscono prima di tutto la materia prima, non conoscono il nostro territorio, e quindi si limitano ad applicare la legge che il comune impone per la pendenza del tetto, piuttosto che, però non basta più questo. Non basta più questo perché, ripeto, dobbiamo diventare attrattivi. E io credo che questa sia veramente un'ottima opportunità per portare avanti una tradizione rispetto a una filiera legno che purtroppo non c'è. I nostri boschi vengono utilizzati prevalentemente per l'utilizzo energetico, quindi per produrre biomassa, e
Ecco, voglio dare uno stimolo anche al direttore, alla scuola. Credo che si possa invertire la rotta anche iniziando a pensare a una filiera a chilometro zero del legno attraverso progetti promossi dalla scuola. Cioè, se la scuola avrà la capacità di intercettare bandi e contributi e quindi collegarli poi alle aziende, al territorio, quindi anche agli enti, si potrebbe veramente fare degli esempi concreti di costruzioni sostenibili a chilometro zero e da lì innescare un meccanismo a catena virtuoso che riporta ricchezze nel nostro territorio. Quindi veramente dal bosco alla casa, con l'utilizzo di risorse locali a livello di imprese, a livello di progettisti. Credo ecco che lanciare un bel progetto su questa cosa potrebbe dopo ritornarci, perché credo che poi per emulazione una cosa ben riuscita possa poi essere replicata. Quindi ecco, questo per l'unica finalità che come addetta del settore, avendo una segheria anch'io, ritengo fondamentale, che è quella della valorizzazione dei nostri boschi. Valorizzazione dei nostri boschi che insieme a tutti i discorsi che ho fatto prima trasformerebbe quella che oggi è un peso per il nostro territorio, un costo, cioè, soprattutto dopo Vaia ci siamo resi conto di quanto il legname per terra avesse un costo ma non un valore effettivo. E quindi questo bosco deve diventare risorsa e può diventare risorsa anche attraverso questo corso e attraverso i ragazzi. Quindi non sottovalutate, lo dico proprio al direttore, l'importanza di innescare questo meccanismo virtuoso che potrebbe andare ad intercettare tutto il sistema della filiera del legno, anche perché ricordo che l'Italia, dopo la Gran Bretagna, è il secondo paese in Europa ad importare legno. Quindi noi abbiamo un sacco di boschi, ma continuiamo a comprare legno dall'estero, con tutti i problemi di acquisto anche di legno illegale e tutto quello che ci va dietro. Quindi credo che l'opportunità sia veramente a 360 gradi. Quindi io ho molta fiducia nei ragazzi, ho molta fiducia nella scuola e di conseguenza credo che questo progetto faccia parte di un progetto più grande di sostenibilità e di futuro del nostro territorio, e quindi io lo sostengo e sono a disposizione e credo tranquillamente di poter parlare a nome di tutta la categoria e delle nostre imprese, perché aspettiamo questo, nel senso aspettiamo ragazzi che portino avanti la tradizione, non deve essere perso questo e il legno deve essere valorizzato e dobbiamo veramente combattere tutti insieme per dare un futuro alla nostra provincia. Siamo veramente in un momento, secondo me, abbastanza, siamo di fronte a un crocevia e quindi ben vengano iniziative di questo tipo, novità che possono invertire. Credo che sia un messaggio di speranza per le famiglie e i ragazzi. Quindi grazie per l'iniziativa e rimango a disposizione. Grazie alla Presidente di Confartigianato. Dalla foresta alla casa in legno. Invito il nostro secondo relatore, il geometra Sergio Albanello, per il suo intervento. Pensate solo che il 60% degli edifici che ci sono attualmente in giro per il nostro paese è stato edificato prima del 1976, quindi negli anni del famoso boom economico, dove tutti costruivano tutto e si costruiva anche con molta facilità e utilizzando anche materiali spesso non consoni alle costruzioni. Di questi edifici la maggior parte sono in classe energetica G, quindi vuol dire che disperdono parecchio calore che viene utilizzato per il loro riscaldamento. Pensate poi che l'incidenza dell'inquinamento e chiaramente l'emissione delle CO2 giornaliere
la maggior parte di queste sono provocate proprio dagli impianti di riscaldamento. L'industria, come potete vedere in maniera molto schematica anche da questo grafico, occupa un posto nettamente inferiore da quello che invece è l'inquinamento provocato dal riscaldamento delle nostre abitazioni. Cos'è che cerchiamo noi per la nostra casa? Cerchiamo dei fabbricati che siano sicuri. Pensate solo che in Italia solo il 14% degli edifici presenti all'interno delle zone sismiche è effettivamente antisismico. Cerchiamo degli edifici confortevoli dove poter, tra virgolette, ripararci e stare tranquillamente all'interno della nostra casa con la propria famiglia, e soprattutto cerchiamo degli edifici salubri. Salubri perché purtroppo la maggior parte degli edifici mal costruiti sono edifici che emettono sostanze nocive. Edifici dove, dicevo prima, confortevoli perché passiamo il 99% del nostro tempo all'interno di questi. Ecco che gli edifici che noi desideriamo e vogliamo che vengano realizzati e vogliamo abitare sono edifici pensati, progettati, costruiti e soprattutto gestiti, perché uno dei problemi maggiori che ci sono su questi edifici del vecchio costruito è la gestione degli edifici stessi. Ecco che il nostro edificio ideale è un edificio che sia ad impatto zero, ci garantisca una qualità del vivere, ci dia sicurezza e sia realmente economico, perché ci costa poco questo tipo di edificio. Ecco che il nostro edificio ideale, come dicevo prima, deve essere un edificio salubre, quindi sostenibile, resistente al fuoco, resistente al sisma, con un'ottima efficienza acustica ed efficienza energetica, e soprattutto deve durare nel tempo. Ecco che il legno è un materiale naturale, sano, rinnovabile, che per essere prodotto necessita solo di acqua, energia solare ed anidride carbonica. Quindi non c'è nessun processo industriale per la produzione del legno, perché il legno è un materiale naturale. Pensate solo che, richiedendo così poca energia primaria, anche i valori di emissione di inquinanti in atmosfera sono realmente ridotti anche nella produzione di quello che è poi il materiale da costruzione del legno. Pensate solo alla differenza che ci può essere tra un metro cubo di calcestruzzo e un metro cubo di legno, e la poca emissione di CO2 in atmosfera che dà questo. Scusate, ma è un po' difficile tenere il filo del discorso e gestire anche... Adesso si blocca tutto. Come viene concepito, o meglio, ultimamente abbiamo un'evoluzione, ma com'era la concezione di quello che era l'edificio in legno nel pensiero generale che era divulgato in Italia? Quello del pensiero generale della casa in legno era la famosa casetta dei 3 porcellini, che resisteva solo quella in muratura, mentre quella in paglia e legno venivano distrutte o dal fuoco o dal vento. Veniva concepito come una baracca, veniva concepito come un manufatto poco durevole e con grandi problemi di resistenza al fuoco. Però questo potrebbe essere sfatato in qualsiasi momento, quando noi, basta che andiamo in Comelico, andiamo a Sappada, a vedere edifici del 1700 che sono ancora lì in legno, perfetti, intatti, e hanno ancora una qualità, un comfort veramente elevato. Con questo non voglio sminuire l'edilizia tradizionale, voglio solo dire che, ahimè, l'edilizia tradizionale, causa anche quelli che sono gli anni del boom economico, ha avuto un decremento della qualità del costruire.
L'edificio in mattone costruito bene è sempre un gran edificio. Ma cosa ci può dare un edificio in legno? Beh, prima di tutto è un fabbricato che è da ritenersi ecologico per il materiale con cui viene realizzato. Ha un'altissima resistenza al fuoco e al sisma. Pensate solo, non è perché il legno nella nostra stufa brucia e provoca calore che la casa in legno deve bruciare. Le strutture in legno, nei paesi dove sono anni che vengono utilizzate anche per realizzare opere pubbliche, offrono una garanzia di sicurezza nettamente maggiore di quella che è data dagli edifici in cemento armato. Ieri era l'11 settembre, abbiamo avuto l'esempio, a prescindere dalla causa del disastro che c'è stato sulle 2 torri gemelle a New York, ma la causa fondamentale del crollo di quegli edifici è stato il forte calore che ha provocato lo sgretolamento completo di tutta quella che era la struttura in acciaio e cemento armato. Perché la struttura in cemento armato, quando supera un determinato calore, si sgretola e perde tutta la sua efficacia e la sua, diciamo così, caratteristica di resistenza. Sono salubri, perché se evitiamo anche di trattare il legno con vernici strane, la casa diventa salubre al 100%, con tutti i problemi che ci sono adesso di polveri e di gestione dell'inquinamento, specialmente nei ragazzi. Possiamo dargli l'estetica che vogliamo, accorciamo i tempi di costruzione, sono strutture leggere che vanno benissimo per recuperare anche i fabbricati esistenti. C'è il problema grandissimo del patrimonio esistente edificato, in particolare degli edifici in muratura in pietra, che sono difficili da recuperare e che richiedono eventualmente grossi oneri di recupero se vengono realizzati con l'edilizia tradizionale. Mentre con una semplice sopraelevazione in legno o la sostituzione di alcune parti dell'edificio in muratura con l'edificio in legno ci fanno lasciare la parte sottostante dell'edificio in muratura in pietra integra, senza grossi problemi di consolidamento o con delle opere di consolidamento veramente minimali, quindi con una riduzione anche dei costi di realizzazione di queste opere. Sono degli edifici che hanno un'alta efficienza energetica, hanno un ottimo valore qualità-prezzo. Nel caso in cui dopo tanti anni dovessimo decidere di demolirli, il materiale può essere recuperato e riciclato. Il mercato italiano dell'edilizia del legno, fortunatamente dal 2008, ha avuto un leggero incremento rispetto a quello che era il mercato tradizionale, che era legato soprattutto alla realizzazione di elementi strutturali che andavano a completare le nostre case. Quindi la classica casa dove magari abitiamo tutti quanti aveva magari il tetto in legno, però la restante struttura era in laterocemento, in calcestruzzo o in mattoni. E questo, diciamo, è un segnale minimale, ma è un segnale rispetto al resto d'Europa, specialmente il nord Europa, dove i fabbricati in legno stanno prendendo veramente, o meglio, hanno già preso un ottimo incremento. È chiaro che dal punto di vista della progettazione di un fabbricato in legno rispetto a un fabbricato in muratura, essendo un fabbricato che ci dà la possibilità di essere realizzato in tempi molto ridotti, richiede anche da parte dei progettisti una progettazione molto avanzata. Quindi alle spalle del fabbricato in legno c'è una grandissima progettazione dietro. Sto parlando di fabbricati in legno che vengono realizzati e edificati come il nostro gusto, non sto parlando di fabbricati in legno che si comprano al catalogo. Questa è un po' la differenza che deve essere anche portata a conoscenza di tutti, perché purtroppo nel nostro conoscere quotidiano quello che è stato fabbricato in legno erano dei fabbricati in legno che si sceglievano al catalogo, ce li portavano lì, belli e pronti, ce li montavano, ma la qualità di quei fabbricati, ahimè, non è la qualità che viene data da un fabbricato realizzato, progettato e realizzato da artigiani altamente qualificati.
come quello che saranno i ragazzi che usciranno da questa scuola, perché finalmente in provincia di Belluno si è capita la necessità di dare una specializzazione in questo settore, specializzazione che in Alto Adige sono già anni che è attiva, no? E fortunatamente con l'avvio di questo corso ci darà la possibilità poi di essere anche noi concorrenziali nel mercato del legno, ma in particolar modo delle costruzioni in legno. Progetti che poi devono essere accompagnati anche in fase di realizzazione e cantierizzazione da schizzi e da proposte realizzate con cognizione di causa e competenza. Ecco che il cantiere che noi andiamo a vedere nella realizzazione dei fabbricati in legno è un cantiere che ha un'evoluzione molto rapida e soprattutto richiede delle maestranze altamente specializzate, capaci di interpretare la costruzione e il montaggio del fabbricato che è stato precedentemente realizzato nelle aziende in modo puntuale, anche perché un semplice errore, una semplice mancanza nella realizzazione del fabbricato compromette poi il risultato stesso e la garanzia del fabbricato, sia dal punto di vista qualitativo che nella durata nel tempo. I dettagli sono molto importanti. Pensate solo a quello che potrebbe essere un cammino su un edificio normale e quello che invece deve essere un cammino garantito per un fabbricato in legno, che ha tutta una serie di accorgimenti e di materiali che lo compongono. Idem per quanto riguarda gli isolamenti che sono diversificati all'interno della struttura stessa. La stessa cosa anche per quelle che sono le opere complementari esterne al fabbricato, che rispetto a quella che potrebbe essere un'edilizia tradizionale vengono completamente scollegate dal fabbricato stesso, perché il fabbricato realizzato con una determinata qualità è un fabbricato che ha un sistema isolante che da sotto le fondazioni, come avete potuto vedere su una delle diapositive precedenti, ha un isolamento completo a 360 gradi, dai piedi alla testa. L'isolamento gira completamente attorno al fabbricato. Fabbricati che poi devono essere verificati quotidianamente nella loro costruzione. E questo è un discorso che mette anche un po' in gioco i progettisti. Nello stesso tempo il progettista deve anche lui stesso cercare di realizzare e gestire un'opera di una determinata qualità, perché durante la costruzione ci sono frequenti prove per vedere se il fabbricato è stato costruito o meglio viene costruito con determinata qualità. Prove che si può scegliere di fare o non scegliere di fare. Qui chiaramente le prove costano, però nello stesso tempo sapere che tutti hanno svolto il loro compito in modo corretto e puntuale, credo che vale veramente la pena mettersi in campo e mettersi anche in gioco, e se si è sbagliato magari cercare di correggere l'errore, perché le verifiche che vengono fatte in fase costruttiva poi ci permettono anche di correggere eventuali errori prima che gli errori diventino danni nelle costruzioni. L'esempio che stiamo vedendo è una prova Blaudor di tenuta all'aria del fabbricato. Ecco che così in ultima abbiamo ottenuto dei fabbricati certificati e garantiti come lo richiede la normativa. Questo non compromette la tipologia e la qualità architettonica dei fabbricati, perché è completamente a scelta dei nostri committenti. Rispetto ai fabbricati che dicevo prima a catalogo, il fabbricato in legno che deve essere progettato e realizzato da maestranze qualificate è un fabbricato che a tutti gli effetti rispecchia il desiderio del proprio cliente, nelle forme, nei modi, nella tipologia costruttiva e anche nelle finiture e nei materiali, arrivando ad avere i fabbricati da linee tradizionali moderne ad avere l'applicazione delle stesse tecnologie dei fabbricati in legno per andare a ristrutturare in modo puntuale e completo edifici che hanno anche un interesse storico
riportandoli a quello che è il loro valore naturale, sia dal punto di vista ambientale che architettonico. Ecco perché ci sono, o meglio c'è un ente che va a certificare e a garantire quelli che sono i fabbricati in legno. Però prima di certificare i fabbricati in legno prepara e forma sia i professionisti che gli artigiani e le ditte che vanno a realizzare i fabbricati in legno. È l'unico ente attualmente in Italia che può certificare i fabbricati in legno, è collegato con la facoltà di ingegneria dell'Università di Trento e con la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze e di fisica tecnica dell'Università di Firenze, tant'è che se il committente sceglie sceglie la certificazione del fabbricato, tutte le prove di cui vi dicevo prima vengono svolte da soggetti terzi che appartengono all'università. Quindi c'è un distacco completo di quello che sono le verifiche da quello che è l'azienda, progettista, direttore lavori e artigiani. Quindi una supervisione generale. Supervisione che avviene già in fase di progettazione, perché tutti i progetti vengono verificati e revisionati prima della loro presentazione e realizzazione, e verifica poi che viene effettuata anche sul campo. Cosa può portare poi di benefit l'avere un fabbricato in legno certificato ARCA? Beh, innanzitutto da una stima di quello che è il valore dell'immobile c'è da parte di chi e degli organi di verifica dei borsini immobiliari un incremento nella valutazione del prezzo, perché essendoci una certificazione, una verifica nella filiera costruttiva che il fabbricato viene passo passo garantito, c'è un incremento, ci sono dei punti in più nella valutazione dell'immobile. Dal punto di vista assicurativo, la maggior parte delle assicurazioni alla presenza di un fabbricato certificato applicano dei costi inferiori di costo dell'assicurazione del fabbricato stesso. Ci sono poi aziende che erogano servizi ed energia, che danno dei servizi e offrono dei materiali con dei costi ridotti. C'è la garanzia, come dicevo prima, dei test fatti da soggetti terzi, non legati ai costruttori o ai progettisti, e c'è, diciamo così, quello di riconoscere il proprio fabbricato tra un fabbricato certificato con determinate qualità di un alto livello. Livello che per quanto riguarda i fabbricati va a prendere 4 macro settori, che sono le prestazioni tecniche del fabbricato stesso, quindi sicurezza antisismica, sicurezza al fuoco, efficienza energetica dell'edificio, isolamento acustico, permeabilità dell'aria e verifica della ventilazione meccanica dell'edificio. C'è la gestione dell'edificio stesso inteso come quello che potrebbe essere la gestione futura del fabbricato, quindi legata a vari problemi come l'umidità, la gestione degli impianti, eccetera. C'è un discorso legato alla categoria della sostenibilità, quindi alla scelta di materiali costruttivi legati all'isolamento, perché il materiale principe, diciamo che è il legno, abbiamo sempre detto che è un materiale naturale, però anche la scelta degli isolanti e l'applicazione degli isolanti naturali ci porta ad avere dei benefit superiori all'interno dei nostri edifici. Come poi la filiera corta del legno. Diceva prima il Presidente Scazzanella relativamente all'importazione ancora di legno da parte dell'Italia, che è un assurdo, perché andiamo a importare legni tropicali quando in realtà la nostra cultura del legno è una cultura elevatissima e abbiamo delle specie legnose che hanno delle altissime prestazioni sotto tutti i profili. Tant'è che la Cina ne ha approfittato di vaia e si sta riempiendo i container per portare i tronchi in Cina e stiamo esportando legname in Cina.
Quindi se non fosse legname di qualità sicuramente non lo esporteremo, e purtroppo non lo stiamo esportando guadagnando, ma lo stiamo svendendo, e questo è un grandissimo problema secondo me all'interno di tutto quello che è il settore legno. Dopodiché c'è un'altra categoria che viene verificata in fase di certificazione e che è legata, come dicevo, alla filiera, alla salubrità, agli LCA, quindi le emissioni di particelle in atmosfera legate proprio alla scarsità di pregio dei materiali stessi. Io con questo ho finito, vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo sia utile, auguro ai ragazzi un in bocca al lupo per la loro, diciamo così, carriera di studio, carriera professionale, che ritengo fondamentale, anche perché c'è sempre stato da parte così generale del pensiero che questa sia una scuola un po' di ripiego per non riuscire poi per non andare direttamente a lavorare, perché c'è l'obbligo di lavorare invece fino ai 16 anni. In realtà questa è una scuola, e ne ho potuto verificare personalmente, altamente specializzata e altamente qualificante. La possibilità poi di progredire negli studi che dà questa scuola qui così è solo un'opportunità che deve essere sfruttata al 100%. È quello che potrebbe essere veramente la scuola del futuro. Scuole che già in Europa, come questa, ce ne sono già, che producono non degli operai, producono dei tecnici. In Europa l'artigiano viene definito maestro artigiano, quindi dei maestri nel realizzare determinate cose, maestri che nei cantieri odierni c'è la necessità di avere, perché se una volta la gavetta portava negli anni poi avere dei signori muratori, e in provincia di Belluno avevamo dei signori muratori, dei signori carpentieri che sono andati a costruire in giro per il mondo, ahimè c'è stata una decadenza di queste qualifiche professionali, e solo attraverso una scuola come questa riusciremo a riavere un settore e una professionalità di alto livello, quindi non degli operai ma dei tecnici artigiani qualificati all'interno del cantiere. Grazie. Invito ora a parlare la nostra coordinatrice del triennio del quarto anno, ingegner Claudia De Rocco. Allora, buonasera a tutti e vi ringrazio di essere qua. Brevemente volevo riprendere un attimino per tutti la struttura dei percorsi di istruzione e formazione professionale che abbiamo al CFS, quindi operatore edile, operatore elettrico, operatore termoidraulico, per il percorso triennale, quindi con esito a qualifica, e un quarto anno tecnico edile che è un diploma professionale di quarto livello e un EQF di quarto livello. Ecco. Ho pensato anche noi daremo il contributo alla filiera del legno presentando una parte di progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso, un progetto finanziato dalla Regione Veneto, inserito nel percorso del triennale, che abbiamo svolto anche in collaborazione con un'altra scuola, l'Istituto Superiore di Feltre, che si intitolava Sperimentare metodologie collaborative nel processo costruttivo integrato. E cosa abbiamo scelto di costruire? Un piccolo edificio in legno. Hanno scelto i ragazzi di fare un edificio a destinazione bivacco alpino. Le caratteristiche di questo edificio è appunto di essere un edificio intanto molto piccolo, monopiano, con materiali sostenibili, con caratteristiche NZEB, cioè edificio energia quasi zero, impianti domotizzati, facilità di montaggio e smontaggio. Ecco, volevo insistere appunto nel riprendere il fatto che avendo all'interno della scuola le qualifiche per operatore elettrico e operatore termoidraulico, potevamo fare una cosa abbastanza spinta e completa.
siamo in fase di progettazione, ma l'idea è quella di realizzare un prototipo. Per ora appunto vi mostro solo alcune fasi, è quasi il definitivo, diciamo. È un piccolo edificio, vedete, fatto di questo di 3 moduli. Grosso modo la profondità, diciamo dal lato delle finestre, tanto del colore giallo per capire, sarà circa di 3 metri e il pannello 1,5 metri circa, 1,40 m per ogni pannello. Abbiamo costruito, cioè i ragazzi hanno disegnato e modellato con strumenti di modellazione tridimensionale. Questo è un programma che si chiama SketchUp. Sono cose che fanno a scuola aiutati dai loro docenti, e brevemente, per essere breve, insomma, vi faccio solo vedere appunto i passi. La struttura di questo piccolo edificio è una struttura a telaio, come dicevano prima. Ci sono varie tipologie costruttive, c'è la tipologia telaio, la tipologia AX-LAM, la tipologia platform frame. Ci sono varie tipologie costruttive dal punto di vista strutturale, questo lavoro vuole essere un'occasione, perché l'abbiamo lasciato in sospeso a metà l'anno scorso per colpa dell'emergenza sanitaria, altrimenti sarebbe stato terminato a giugno. Volevo farvi vedere che il processo è stato sviluppato, diciamo, per passi, anche a tratti, per far capire qual è lo sviluppo anche. Quindi la parete, torno indietro, il telaio, la parte di isolamento, qua si parla appunto in legno, il telaio in legno, l'isolamento che vorrebbe essere fibra di legno appunto per utilizzare materiali sostenibili. C'era la parte di tamponamento interno ed esterno che si voleva realizzare con tavole di larice che ci arrivassero da legname del Vaia, e poi la progettazione degli innesti, degli ancoraggi in acciaio. Ecco, qua c'è, ho preso solo particolari un po' non di dettaglio, per far capire, insomma, comunque un po' quella che è la struttura. Avendo destinazione d'uso il bivacco alpino, i ragazzi avevano pensato di metterlo un po' sopraelevato, pertanto vedete questi piedini, ma poi sono dei dettagli particolari che si svilupperà andando avanti. La copertura, questa è la parte inferiore, e poi il finale era appunto questo edificio piccolo, che poi sarà dotato anche di pannelli fotovoltaici per avere l'elettricità. Quali erano le caratteristiche progettuali con le quali abbiamo cercato di sviluppare questo progetto, e sì, anche per stimolare i ragazzi parlandone assieme, sono queste. Creare una struttura modulare, cioè che si potesse riproporre e costruire in maniera sempre uguale. Costruito con pannelli facilmente montabili e smontabili. Qui, essendo appunto un edificio, per essere un bivacco alpino, si sono anche immaginati che potesse essere trasportato con un elicottero, pertanto era importante capire quanto pesava ogni singola componente per stimare i viaggi. Qui una particolare attenzione alle soluzioni per la connessione fra i vari elementi, e un sistema di riscaldamento, qui con l'aiuto degli impiantisti termoidraulici, con Rocket Stove, che è una stufa a razzo, è una stufa che si può produrre può essere anche di piccole dimensioni, è una stufa ad alta efficienza, produce una combustione pirolitica, pertanto
fa un grande calore e l'emissione dei fumi sono praticamente quasi freddi e non parliamo proprio di fumi ma più di vapore acqueo perché combustiona quasi il 100% e non produce CO ma solo vapore acqueo. Di interessante, al di là del progetto e della realizzazione, che ci premeva era anche un po' quello che è la nostra didattica che svolgiamo a scuola, perché abbiamo scelto di condividere in un cloud i progetti, le relazioni e ogni cosa riguardasse il progetto, intanto per stimolarli all'utilizzo di strumenti digitali e poi anche perché interessando 2 scuole, loro immaginando che collaborino da lontano era necessario metterli in relazione in qualche modo. Quindi questo progetto ha sicuramente un'ampia valenza digitale che quest'anno darà meno problemi rispetto allo scorso anno, visto che si sono anche abituati durante il periodo di formazione a distanza a utilizzare molti strumenti che saranno utili a finire questo progetto quest'anno. Le 2 scuole appunto si sono messe d'accordo su quali fossero gli strumenti per potersi ovviamente scambiare file e materiale condivisibile, quindi CAD 3D, quindi un AutoCAD sostanzialmente, un ProjectCAD comunque è un sistema di disegno assistito. Modelli 3D noi usiamo lo SketchUp per la navigazione internet, messaggistica composta elettronica e poi avere vari strumenti per stampare ovviamente i file che i ragazzi si scambiavano. E anche un modo per, questo progetto è alla base di far capire quella che è la metodologia BIM di cui tanto si parla e che non è altro che praticamente attraverso tecniche di comunicazione che possono essere sincrone o asincrone, quindi online, email, oggetti dentro Moodle, dentro un cloud, determinare la sequenza di attività che compongono il processo edilizio in un ambiente condiviso. Ovviamente ognuno per le proprie specifiche competenze, perché chi progetta l'Istituto Superiore di Feltre che progettava la stufa a razzo, poi invia il progetto alla scuola edile, condivide nel cloud il progetto e gli allievi termoidraulici della scuola edile sono in grado di realizzare questa piccola stufa a razzo. Ecco, appunto perché, per far capire qual è il processo BIM, che è, prima di essere un software, perché noi conosciamo il BIM solo dandogli un nome che di solito sono quei nomi commerciali che non dico, ma tutti conoscono, ci sono dei software all'avanguardia. Il BIM è un modello informativo, dinamico, interdisciplinare e condiviso, che contiene dati sulla geometria, sui materiali, sulla struttura, sulle caratteristiche termiche e le prestazioni energetiche, sugli impianti, sui costi, sullo schema di manutenzione della struttura nella sua vita, dalla costruzione alla demolizione, perché in sostanza questi software sono sì dei software 3D, quindi fanno delle rappresentazioni grafiche, ma sottendono un database, pertanto sono in grado di calcolare quantità. Le quantità disegnate possono essere calcolate, possono essere attribuite a questi elementi caratteristiche, resistenze, costi e quanto può essere utile a definire la struttura. Ecco, quindi ogni gruppo venivano
sono state eseguite le fasi di lavoro, quindi ogni gruppo in base ai compiti assegnati suddivide per fasi le attività e ogni gruppo doveva definire quali erano le attrezzature e quello che serviva. Quindi cosa c'era da definire per procedere e progettare? Il progetto architettonico, la distribuzione degli arredi, l'impiantistica, i progetti esecutivi e in particolare appunto con i particolari costruttivi. Lavori come la messa in tavola dei progetti, quindi l'insieme delle tavole dei vari particolari e delle piante generali, la relazione tecnica sui materiali e infine la realizzazione del prototipo. Ecco. Quindi credo che noi siamo una scuola che manifesta questa, da sempre questa sensibilità anche nelle costruzioni in legno, ma voglio andare più a fondo dicendo che ancora di più ci interessa anche la didattica, quindi siamo molto attenti a questi nuovi sistemi innovativi, far passare l'idea di cosa sia un BIM, di come si lavora in gruppo, di condividere mediante strumenti e tecnologie innovative, questo ecco, ci interessa ancora di più e siamo riusciti a farlo proprio attraverso una realizzazione di un piccolo edificio in legno. Ecco, adesso inizieremo all'inizio di ottobre proprio a realizzarlo in pratica e questo è quello che è il nostro impegno, insomma, per dire l'impegno dei docenti e dei bravi docenti che secondo me, lo staff di bravi docenti che ho, perché posso contare di avere 2 architetti, un ingegnere termotecnico, un tecnico che si occupa di impianti elettrici e anche domotici, quindi possiamo davvero far vedere ai ragazzi qualcosa di bello nella semplicità, perché ovviamente non avrà le finiture che può avere una casa che può essere rivenduta, ma appunto è una cosa didattica e ha lo scopo è quello appunto di far capire un processo e far capire l'importanza dell'utilizzo di strumenti soprattutto innovativi. Quindi a questo punto ben si inserisce il fatto che la Regione ci ha aperto, diciamo, il 4º anno a un altro indirizzo. Quindi il 4º anno tecnico edile che per ora aveva come titolo, diciamo, o indirizzo costruzioni architettoniche e ambientali, la Regione inserisce anche costruzioni edili in legno e pertanto ovviamente noi lo proponiamo perché, come si diceva prima, ci sono delle opportunità nel mondo del lavoro, ci sono sbocchi lavorativi, c'è la possibilità che chi impara o si approfondisce le sue conoscenze in questo settore come nell'altro, perché nell'altro tipo di 4º anno, costruzioni architettoniche e ambientali, volevo dire al geometra De Bolfo, la Green Rock, che ha tenuto anche un ragazzo dei nostri 2 anni fa, credo, sì, sviluppiamo al 4º anno sia le tematiche che riguardano ripristino e gestione del territorio, sia l'edilizia, diciamo, classica che riguarda costruzioni edili industriali e adesso appunto le costruzioni edili in legno. Quindi penso che la parte costruzioni ambientali, quindi arci, terre armate, quant'altro, l'utilizzo delle macchine in movimento terra che noi proponiamo come
competenza dal primo anno i ragazzi, per dire, iniziano a usare il simulatore, secondo e terzo anno iniziano a andare con il mini escavatore, la pala e lo scavatore, quello diciamo più grande. E adesso appunto associamo questa costruzione edile in legno, quarto anno tecnico edile, con questo indirizzo che arricchirà sicuramente chi deciderà di seguirlo e darà un contributo sicuramente anche come sbocco lavorativo. Volevo solo dare una piccola indicazione, no? Che differenza fa fra triennio, uno acquisisce una qualifica per operatore edile e invece il quarto anno tecnico edile? Ecco, tanto per inquadrare la questione, con l'operatore edile diciamo è un esecutore di opere edili o ambientali. Il diplomato di quarto anno tecnico edile invece viene più indirizzato a mansioni di organizzazione, gestione e pianificazione dei lavori. Ecco, questo è il grande salto di qualità, pertanto noi auspichiamo che tutti i ragazzi facciano il quarto anno, perché dà una marcia in più sulla visione del lavoro di cantiere. Ecco, pertanto la gestione organizzativa, la gestione logistica dell'approvvigionamento, la questione dei documenti di cantiere e poi l'organizzazione del lavoro sono diciamo delle competenze che sono comunque necessarie da acquisire per formare una persona che possa progredire anche, far strada nell'impresa. Non sei il semplice esecutore di un lavoro, responsabile del tuo lavoro. Qua cominci a diventare responsabile di una squadra, devi sapere leggere un disegno, sapere quello che serve e gestire il lavoro. Quindi puntate già al quarto anno, perché è necessario, insomma, anche se vedo tanti di prima, cominciate già con l'ottica di arrivare a capire la gestione e non solo la realizzazione. Ecco, gli ambiti di approfondimento per questo, visto che si parla del nuovo anno nuovo indirizzo tecnico edile del legno, cosa sarà l'ambito di approfondimento? Le tipologie costruttive in legno, i materiali utilizzati nella costruzione e lo studio dei particolari costruttivi, come ci faceva ben vedere prima il geometra Albanello. Se non realizzi bene determinati particolari costruttivi, i test e le verifiche per le quali tu ottieni, come si dice, la certificazione non funziona. E chi è responsabile c'è il tecnico edile, c'è chi segue il lavoro e l'ha capito fino in fondo, è responsabile di quello che viene fatto e per primo deve saperlo fare. Ecco. Io avrei finito se non ci sono domande, se sono stata chiara.